E siamo sempre al Cibus di Parma, il Salone Internazionale dell'Agroalimentare. Ci siamo fermati nello spazio espositivo dell'aglio polesano DOP, siamo insieme al presidente Massimo Tovo. Allora Massimo, ci siamo visti un po' di mesi fa a Fruit Logistica, Sì. in un altro contesto, in un'altra fiera importante. Questa lo è ovviamente allo stesso modo, questa però è una fiera dove ci sono espositori solamente italiani, ma che vedono la visita di tanti operatori anche esteri. Sì, stiamo continuando il nostro processo di promozione dell'aglio bianco polesano DOP, sta dando dei risultati importanti, abbiamo un aumento da parte degli soci sia produttori che confezionatori. Nel corso di questi ultimi mesi sono entrati altri 2 confezionatori e Insomma, una realtà che cresce. è un segnale positivo perché abbiamo veramente dei riscontri importanti sul prodotto. Ecco, e Cibus come sta andando? Nonostante non sia la nostra fiera, perché l'ortofrutta la prende di riflesso, è un momento comunque di incontro con magari operatori anche diversi o comunque di nicchia e un po' più settoriale e particolare. Allora, visto che ce l'abbiamo qui alle nostre spalle, posso prenderlo così lo facciamo vedere come fanno a riconoscere gli amici che ci seguono da casa e che vanno a fare la spesa l'aglio polesano DOP? Allora è molto semplice, basta controllare bene l'etichetta perché abbiamo il massimo della tracciabilità, dal logo europeo della DOP, il logo della bianco polesano e questo, e sulla parte inferiore abbiamo inserito obbligatoriamente il nome del produttore, in modo che ci sia anche veramente la faccia di chi lo produce. Quindi tracciabilità totale. Al 100%, che dà anche sicurezza alimentare. Ecco, in campo in questo momento per l'aglio che cosa si fa? In questo momento siamo nella fase di accrescimento del prodotto, quindi c'è un'attenzione particolare alle malattie fungine. A livello di meteo abbiamo avuto delle precipitazioni importanti che comunque, essendo venute in questa fase, non vanno a compromettere la produzione e la qualità del prodotto. Quando lo raccogliete l'aglio? Andiamo che veniamo a trovarvi? Sì, allora ci ritroveremo sicuramente ai fini di giugno e ai primi di luglio. Benissimo, allora appuntamento in Polesine per raccogliere allora l'aglio polesano dopo. Grazie a Massimo Tovo, restate con noi perché Cibus qui a Parma continua.